I magazzini di stoccaggio principali nel Feltrino, anfratti artigianali ben inteso, ma tali da poter accumulare quantitativi di droga decisamente importanti, come importanti e clamorosi sono i risultati dell'operazione antidroga conclusa nelle scorse ore dai carabinieri della compagnia di Feltre, che nel fine settimana hanno tirato la rete nella quale sono finiti 9 giovani tra i 18 e i 32 anni, 5 bellunesi, 2 trevigiani di San Zenone degli Ezzelini e 2 di altre province del Veneto non rivelate perché le indagini sono tuttora in corso. Nel tardo pomeriggio, nella sede del comando provinciale dell'Arma, parte dei 7 kg di stupefacenti sequestrati a domicilio sono stati mostrati assieme al denaro, circa 17.000 euro in contanti, provento di spaccio. Decisamente un'operazione importante, soprattutto per i numeri dei chili di sostanze stupefacenti sequestrate, ma anche per la diversificata tipologia, tutte droghe assolutamente pericolose per gli utilizzatori e quindi importante averle sottratte al mercato illegale degli stupefacenti. Per 6 degli arrestati la misura cautelare disposta è stata quella del carcere, mentre per 3 sono scattati i domiciliari. Alcuni erano già noti e con precedenti specifici ed era da tempo che i carabinieri del capitano Andrea Caminiti e del luogotenente Stefano Vagnozzi li tenevano d'occhio. L'accusa per tutti è di detenzione ai fini di spaccio, aggravata per qualcuno dal possesso di armi. Abbiamo trovato nella disponibilità dei soggetti tratti in arresto alcune armi, alcuni coltelli, 2 taser ed anche una penna pistola particolarmente pericolosa in grado di sparare effettivamente come un'arma ordinaria. Tra le droghe sequestrate anche eroina, cocaina, ecstasy, confezioni di benzodiazepine, poi morfina, codeina, metanfetamina e chetamina. La cosa preoccupante è che laddove c'è un mercato per questi quantitativi e queste tipologie vuol dire che c'è una richiesta e allora è importante aver sottratto queste sostanze dal territorio. Gli accertamenti sono tuttora in corso. Nell'operazione coordinata dalla Procura di Belluno sono stati impiegati oltre una 60 di militari dell'Arma con le unità cinofile di Torreglia. La compagnia di Feltre ha fatto un grande lavoro prima di arrivare a tirare la rete di questa operazione. Nei mesi scorsi ha lavorato molto intensamente sul territorio proprio per contrastare questo fenomeno che per noi è davvero pericoloso, su cui invitiamo tutti a prestare grande attenzione.